il famoso incrocio, so se è presente, l'incrocio in Levada che collega la strada provinciale o regionale 14 con la nuova tangenziale. Lì succedono spesso, anche di recente, incidenti. Perché? Perché hanno fatto una specie di rialzo. Una Cioè parabola. io mi ricordo che l'autista che mi accompagna qualche volta, e quando è venuto la prima volta ha detto guarda che qua succede sicuro incidenti, perché l'hanno fatta da cani. Guarda, ecco, se c'era una rotonda da fare, lì serviva. Cioè le rotonde servono dove c'è il vero rischio, non dove non servono. Serviva più la rotonda del cimitero o la rotonda lì? Serviva più la rotonda del cimitero o la rotonda a Lison dove c'è nella curva lì del bar, dove quello che da Lison deve venire verso Portogruaro ogni volta deve rischiare perché lì arrivano in velocità. Lì servono le rotonde, lì a Mazzolata, no Mazzolata, lì a Levada, servono per andare in Brussa. Dove? Nella strada dei morti, direi, cioè dove c'è l'attraversamento della strada che porta da Giussago, no? Verso la Brussa, e che lì tutti quelli che d'estate fanno quella strada lì, che è trafficatissima, e dove sono successi moltissimi incidenti. Lì vanno le rotonde. Ecco, questo sì. Però lì comunque sarebbe competenza. Sì, ma lì ma si l'assessore Chisso sono già avanti nella ricerca di trovare proprio la soluzione. Perché io ho sentito, per esempio, che questo incrocio qua, una volta che verrà conclusa la famosa tangenziale che si collegherà a Fossate di Portogruaro, in pratica l'incrocio viene chiuso, cioè non si andrà più per quella strada che dopo conduce a... facciano una rotonda. Però nel frattempo... Una rotonda provvisoria. Una rotonda con quei aggeggi di plastica bianchi e rossi. Esatto, sì, perché... Cioè le soluzioni non devono necessariamente essere sempre in assoluto, diciamo, definitive. Possono essere anche provvisorie, ci sono le cose che però l'attesa di una cosa di cui non sappiamo i tempi non deve autorizzarci a non fare, soprattutto quando la situazione che troviamo è una situazione estremamente pericolosa. Esatto. Lì veramente io più di qualche volta vedo vetri per terra, perché quelli che arrivano poi hanno alzato la strada così, quelli che arrivano non vedono, i primi all'inizio nelle successi diversi incidenti, perché arriva non vede e si ritrova di fronte di colpo, c'è proprio lì anche tecnicamente, perché è sempre stato fatto, mi dicevano, pensando appunto che non ci sia più la strada, ma quella strada lì rimarrà però, e come la chiude? Chiudono perché dopo... E la gente dove andrà? Devono usare la tangenziale. Ma così ho sentito, deve essere chiusa in ma dove è futuro. possibile? Scusa, ma la via statale la elimini, se io devo arrivare a Portogruaro devo andare per Sumaga? Ma chi te l'ha detto? Quelli tutte le attività produttive che ci sono lì, il giro per arrivare lì? Ma voi non distruggere anche quell'economia lì? Io ho sentito questa cosa qua. Queste sono cose che forse cioè le rotonde servono proprio per superare queste situazioni. Infatti. Cioè quella è una situazione a rischio, la rotonda la garantisce. Poi lì spazio ce n'è, non è Spazio ce n'è, possono fare una bella rotonda e fare anche il monumento della città, perché diventa la rotonda dell'ingresso della città. Cioè allora non capisco perché quelli che sono di Via Giai gli hanno fatto la rotondina, no, che è pericolosissima, che viene giù dall'autostrada, quella sì è pericolosa, perché quella è un tappo, no? Tutte le code che ci sono oggi dall'autostrada, e sono spessissimo dall'inizio dell'autostrada, sono dovute a questo tappo. Quelli di Via Giai, se allora potevano girare la testa, girare la rotonda e tornare indietro. Quello sarebbe stato più logico. Chi è in macchina, chi è in bicicletta ha la stradina, a parte che adesso anche quelli in macchina possono passare sotto dall'altra parte.